Amici sportivi in ascolto, per la prima volta in digitale terrestre, buon pomeriggio e buon gioco. Al Comunale di Ponso si gioca a Teste Padovana Maserà, 12ª di andata del campionato di prima categoria Girone D. Campo in discrete condizioni, buona la cornice di pubblico nonostante il clima freddo, molto freddo, ma non proprio per tutti. Vi leggiamo le formazioni. A Teste, in tenuta bianca, Nunzio Molon, crema Bovo, Giacometti, Cavazzana, Roncolato, Trevisan, Bagno, Zanetti, Francesco Molon, Checcolin. A disposizione di Andrea Franzolin, Bellamio, Bizzaro, Masiero, Albertin, Pavanello e Tairi Gradin. Maserà in completo rosso, Favaro, Moscardin, Breveglieri, Ceola, Quaggiotto, Borgato, Scarcioffolo, Michelin, Scarani, Rizzo, Fiorini. A disposizione del mister Filippo Maniero, Tonin, Marzola, Musotto, Lunardon, Cattelan, Tosato, Guzzonato. Dirige l'incontro il signor Pozzato della sezione AIA di Bassano del Grappa. Primo minuto, sul filo del fuorigioco, Molon solo di fronte a Favaro che si salva in angolo. Ottavo, lungo lancio per Checcolin che ci arriva ma conclude alto. Da Nicolò Fiorini a centro area per Scarani si gira e tira, respinge Molon. Insiste ancora il Maserà, Scarcioffolo conclude alto. Da Molon al centro, Favaro esce ma si fa sfuggire la sfera. Checcolin prova ad approfittarne, non va. Sul filo del fuorigioco Scarani avanza, solo davanti al portiere. Nunzio Molon gli fa scudo col corpo. 32esimo, palla sporca dalle parti di Checcolin che non ci pensa due volte e scocca il suo sinistro. Ottimo ancora Favaro alla respinta. Minuto 35, Rizzo crossa per la corrente Scarcioffolo che in bella elevazione colpisce di testa. La sfera è a fil di palo. Con le immagini montate da Daniele Arena passiamo alla ripresa. Bella la triangolazione Checcolin Zanetti, sinistro fuori, non di molto. 12esimo, lungo lancio di Trevisan per Checcolin, controllo di tacco e destro ad anticipare Favaro in uscita. Pallone in fondo alla rete nonostante l'estremo tentativo di Moscardin. 12esimo, a Teste in vantaggio. 2 minuti dopo, brivido in area della Teste, Nunzio Molon non è preciso nel controllo di piede, poi recupera. 18esimo, Rizzo controlla bene e scodella in area dove Lunardon sembra prendere la mira e di testa deposita nell'angolino dove non arriva il portiere. Calcio di punizione, Molon alla battuta, respinge Favaro di pugno che poi controlla senza difficoltà anche la conclusione di Trevisan. 33esimo minuto, l'onnipresente Molon, stavolta di destro, centra per Zanetti che in mezza rovesciata impegna Favaro. 36esimo, Molon scende sulla sinistra, palla al centro dove Ceola in affanno alza sopra la traversa. È questa l'ultima azione pericolosa dell'incontro che si conclude in parità. A Teste Padovana 1, Maserà 1. Mister Filippo Maniero, allenatore del Maserà. Squadra neopromossa, come va quest'anno? Ma per noi sta andando molto bene, perché stiamo facendo forse di più di quello che anche la società si aspettava. Il nostro obiettivo è quello di rimanere in prima categoria, perciò stiamo sicuramente facendo di più delle aspettative. Però questo è merito dei ragazzi, merito del loro impegno e di come stanno facendo sul campo quello che proviamo durante la settimana. Risultato giusto quello di oggi? Sì, penso di sì. Abbiamo avuto delle occasioni noi, le hanno avuto loro. L'1-1 penso sia un risultato giusto, a parte il fatto che si è giocato su un campo dove era difficile veramente per tutte e due le squadre giocare, perciò alla fine penso sia un risultato giusto. Quindi l'obiettivo è rimanere in prima categoria, magari con qualche pensierino ai playoff? No, dico sempre ai ragazzi, prima raggiungiamo la quota che serve per salvarsi, poi quello che viene
dopo quella quota salvezza lì sarà tutto di guadagnato, perciò l'importante per noi è arrivare il prima possibile ai punti per salvarci. Andrea Franzolin, mister della Teste Padovana. Allora, un tuo commento sulla partita, sulla gara di oggi. Gara giocata su un campo non facile per il fondo, che chiaramente era pesante, ci ha un po' penalizzati negli episodi. Una gara che sicuramente ci sta un po' stretta come risultato, perché se andiamo a analizzare le occasioni da gol ne abbiamo avute parecchie. Non siamo stati bravi a concretizzarle e finalizzarle, altrimenti sicuramente usciva un risultato diverso. Sull'unica leggerezza difensiva siamo stati puniti ed è uscito questo risultato. Ci sta un po' stretto, faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto una partita di cuore su una settimana non facile per noi, perché ci sono state, come dire, delle partenze nel mercato qui di dicembre, e quindi ci siamo un attimino, come dire, ridimensionati sul piano dell'organico. Però non posso dire niente della prestazione di oggi, ripeto, sicuramente la posta piena poteva tranquillamente stare a nostro favore. Squadra rinnovata per 4-5 undicesimi. Come sei riuscito a lavorare in questa prima fase di stagione? Abbiamo lavorato bene, siamo una squadra che sta proponendo un certo tipo di calcio in prima categoria, che non è facile farlo in prima categoria, perché sappiamo che i toni agonistici spesso vanno al di sopra di quelli tecnici e quindi diventa un attimino più complicato proporre un certo tipo di calcio. Noi lo stiamo facendo, costruiamo e creiamo ogni domenica molte palle gol e purtroppo pecchiamo un po' nella percentuale realizzativa, che se fossimo un po' più bravi su questo i risultati a fine gara sarebbero decisamente diversi. Sono contento perché i ragazzi rispondono bene anche nei momenti di difficoltà come questo. Ripeto, ci sono state delle assenze, delle partenze, situazione non facile. Oggi abbiamo risposto sul campo con una buona prestazione su un campo difficile e con un avversario tenace, deciso a portare a casa il punticino. Mi dispiace un attimo per i ragazzi, perché hanno dato veramente tutto. Ai nostri microfoni il presidente della Teste Padovana, signor Franchin. Allora, la gara di oggi si è conclusa sull'1-1, ma guardiamo avanti, il vostro obiettivo della stagione? Niente, il nostro obiettivo qual è? Quello è far bene, di lottare fino alla fine, di non gettare la spugna e di riuscire a fare più punti possibili. È un momento un po' particolare, un momento un po' duro, non abbiamo tanta fortuna, perché anche se oggi avevamo un po' di più di fortuna, forse la partita era più favorevole la vittoria nostra che il Maserà, vedendo le occasioni che abbiamo creato, il gioco e tutto quanto, l'impegno dei ragazzi, che è stato meraviglioso, sono soddisfatto veramente del suo impegno che hanno dato in campo. Purtroppo a volte si vuole anche la fortuna per finire e vincere la partita. Allora, era freddo, però comunque abbiamo visto parecchi tifosi venire qui allo stadio. Una promessa per loro? Beh, la promessa che le ho date a inizio, che lo sa il signor Buongiorno, che le ho date ai tifosi, era il sogno mio di vincere il campionato. Abbiamo perso dei punti, però io non butto la spugna. Voglio andare avanti e voglio crederci fino alla fine, perché il campionato è ancora lungo, manca molte partite, non si sa, perché abbiamo una squadra tecnica, una squadra veloce, una squadra che sa giocare a pallone, e quei campi un po' più assoluti sono convinto che darà di più di quello che sta dando adesso. Grazie Presidente. Niente, grazie a voi e complimenti della vostra trasmissione che fate alla sera. Mi saluti il signor Agostino, Piero e tutto il staff di Telecittà. Buona serata, in bocca al lupo a voi, grazie.